Assessore, si è mai domandato ma chi me l'ha fatto fare? No, perché anzi l'abbiamo fortemente voluto noi, che poi fosse complicato lo sapevamo fin dall'inizio. A meno che non si voglia chiudere la città, il contributo d'accesso, finalmente in dirittura d'arrivo, rimane l'unica proposta concreta mai avanzata sulla gestione dei flussi turistici a Venezia. Ne è convinto l'assessore Zuin, per il quale i diversi slittamenti del provvedimento sono testimonianza di un'iniziativa non per fare cassa, ma per regolare un fenomeno ampio e arrivare tra 2 o 3 anni alle prenotazioni obbligatorie. Quali sono gli ultimi nodi da sciogliere? Il fatto che dobbiamo vogliamo fare dei test di pre-esercizio, tutta una serie di cose tecnologiche che dobbiamo mettere in pre-esercizio per non trovarci poi ad avere, che ne so, un crash dei computer o qualsiasi altra cosa che non possiamo assolutamente permetterci e per cui arrivare pronti a luglio 2020. Alcuni ritardi non dipendono da Cafarsetti. Un emendamento della finanziaria 2018 prevedeva che la riscossione del contributo d'accesso sui treni spettasse ai cosiddetti vettori, ma poi le Ferrovie dello Stato hanno dichiarato la propria indisponibilità passando il compito al Comune. Noi siamo un laboratorio di sperimentazione, siamo un laboratorio di ricerca. Credo che se aumentano i tempi e si va comunque alla sperimentazione, talvolta può succedere, e con umiltà questo lo diciamo, che ci siano dei risultati negativi, cioè che quello che si viene a sperimentare non vada bene, ma comunque questo dal punto di vista scientifico è un'eredità. Dall'opposizione lo sguardo rimane critico, in alcuni casi sul provvedimento in sé, in altri sulla sua genesi. L'avevamo detto in commissione, e non una ma più volte, che era una misura che aveva una certa complessità e non si poteva definire una data di inizio così vicina, così veloce, senza aver ben valutato e condiviso con tutte le categorie e i vettori gli aspetti pratici della proposta. Non l'hanno voluto fare e adesso si trovano a dover modificare nuovamente il regolamento.